Buongiorno a tutti, salve, spero che l'audio arrivi correttamente. Buongiorno, un attimo solo che vediamo le ultime cose. Salve a tutti quelli che sono collegati tramite Facebook, quelli che sono collegati tramite Twitch, su YouTube. Grazie di essere qui per vedere un altro unboxing di Reni J. Ok, le chat sono attive, quindi se volete scrivere qualcosa potete scriverlo tranquillamente nelle chat. E niente, oggi siamo qui per sballare, come vedete qui sopra, qui sopra, questa è un'altra telecamera, questo è un grande pacco da sballare. Che cos'è questo? Ah, il gatto che gioca, il gatto. Ok, allora questo è il pacco, adesso lo faccio vedere anche, porca miseria si pesa, eccolo qua, è un grande pacco, un pacco abbastanza grosso. Ok, allora, grazie, mia moglie che mi aiuta. Ok, il pacco si vede qua, eccoci qua. Allora, questo è un pacco, ovviamente chi mi conosce nel 2018 facevo gli unboxing di pacchi enormi e ovviamente contenevano vinili. Allora, c'è da dire qualcosa su questo pacco prima di procedere, diciamo, all'unboxing di questo pacco così pesante. Questo pacco è stata, diciamo, un'offerta, un'occasione che mi è capitata. Ovviamente ve lo dico, contiene vinili che sono la mia passione, i dischi, e li ho presi tutti in condizione. Salve, purtroppo non riesco a vedere bene la chat, che ce l'ho piccola nel un attimo, che voglio vedere se riesco a vedere meglio la chat. Niente, non riesco. Allora, un attimino solo, provo a caricare un programma che così vi rispondo anche a quello che scrivete in chat, che se no magari così. Ciao, io saluto ma non riesco a leggere, ho messo la chat è troppo piccola sul monitor e quindi non riesco a leggere. Insomma, stavo dicendo, continuo a parlare mentre viene caricato il programma che mi permetterà di leggere meglio le chat. Ho comprato questi dischi in condizioni VG. Cosa significa VG? Quando cominciamo a parlare un po' dell'acquisto dei vinili, di come viene fatto, Discogs, Disco GS, diciamo tutto quello che gira intorno alla compravendita dei vinili. Allora, diciamo su quasi tutti i siti dove vengono venduti i vinili usati, bisogna specificare la condizione sia della copertina sia del vinile, possibilmente usando uno standard. Lo standard è la condizione del disco pur, significa che è molto rovinato, che non è ascoltabile, che salta, ci sono graffi oppure si incanta. Insomma, in condizione pur un disco viene acquistato più che altro per farci un orologio, diciamo per tutti gli altri usi che non sono l'ascolto del disco. Infatti si trovano a prezzi stracciatissimi quelli in condizioni pur. Poi ci sono le condizioni good, good plus, very good plus, poi c'è sta NM che significa near mint, e poi ci sono mint che sono quelli nuovi imballati, sigillati. Ok, allora io questi dischi il venditore me li ha venduti come VG, quindi very good. La condizione, allora, innanzitutto sono tutti da lavare, da pulire e quant'altro, quindi non sono stati lavati, sono stati conservati, ma per anni. Anni significa possono essere pure 10, 15, 20 anni che stanno fermi questi vinili, e quindi proprio per questo motivo i dischi sono venduti ad un prezzo molto più basso. Poi c'è da dire che diciamo sui siti come Discogs e come tanti altri bisogna dare un voto sia al vinile, quindi proprio alla plastica, al pezzo di vinile, al disco, in che condizioni è, sia alla copertina. Se è generic vuol dire che è una copertina bianca di cartone,
spesso non è neanche quella originale, perché molte case discografiche, soprattutto sui dischi mix, non tanto sugli LP ma sui dischi mix, usavano delle copertine generiche bianche o nere, anche bucate al centro, per metterci i vinili per tenere bassi i costi. Altre case discografiche invece utilizzavano sempre copertine generiche, però con stampato sopra il nome dell'etichetta discografica, che quindi non erano proprio generiche, ma riguardavano proprio quel disco che era editato da quell'etichetta discografica, però potevano essere usate le stesse copertine pure per altri dischi. Una cosa è che negli anni sono stati cambiati i modi di contribuire alla SIAE, ai diritti d'autore, quindi alcune copertine anche generiche hanno però il bollino SIAE attaccato sulla copertina, alcuni dischi hanno il timbro direttamente sul centrino del disco, dipende appunto in che anno è uscito il disco, dipende diciamo l'etichetta discografica se aveva richiesto i timbri SIAE o se aveva richiesto i bollini SIAE da apporre sul disco. Alcuni dischi ce l'avevano sull'esterno in cellophane, e quindi una volta che uno l'ha aperto il cellophane se n'è andato pure il bollino SIAE. Quindi diciamo c'è tutta una serie, c'è un mondo intorno al vinile. Vabbè, detto questo, io questi li ho comprati tutti in condizione. Buongiorno Deep, grazie di essere con noi su Twitch. Colgo l'occasione anche per salutare l'amico Gianfranco che è stato sbloccato su Facebook. Ho letto felicemente sbloccato l'account, temporaneamente bloccato per attacchi diciamo forse hacker, non si sa, comunque bisogna sempre stare attenti ai propri account, ma poi Facebook in questi casi interviene abbastanza celermente. Vi invito, oggi è venerdì 12 marzo 2021, sono le 12:44, domani ci sarà la terza semifinale del DJ's Got Talent su Twitch, quindi collegatevi al sito di Twitch, twitch.tv, e andate sulla pagina del DJ's Got Talent, se volete l'indirizzo www.twitch.tv/DJ's Got Talent, tutto attaccato, tutta una parola, e venite, vi si apre direttamente la parola del DJ's Got Talent. Detto questo, vi volevo anche invitare a seguire l'amico Deep, sia su Facebook, dove potete proprio contattare lui stesso, e sia su YouTube, sentendo tutti i brani che ha pubblicato, tra i quali Sunrise, Aurora Polaris, ce ne stanno tantissimi, Far From Home, tanti tanti tanti. Ok, quindi cercate anche l'amico Deepak Murti, e i suoi brani su YouTube, andate ad ascoltare, e ci sono anche su tutte le altre piattaforme digitali di vendita di musica. Detto questo, voi avete la telecamera che, come ho detto, io non ci riesco qui, eccola, la telecamera è qui, e quindi io adesso vado a dedicarmi al pacco, quindi mi vedete in alto. Ok, andiamo ad aprire il pacco. Allora, ci siamo quasi. Ok, facciamo una cosa, facciamo così. Ok, ok, una metà l'abbiamo aperta. Ok, e il paccone è stato aperto, come vedete nel riquadro piccolino. Allora, cominciamo a vedere. Io comincerò a prendere un po' di dischi e li vediamo insieme. Mamma mia! Ok, e vediamo insieme pure la condizione della copertina, del disco e di tutto. Allora, la chat ce l'ho, se volete scrivere vi invito sempre a scrivere in chat. Rinnovo i saluti a tutti quelli che sono collegati. Stavo dicendo che qui purtroppo è un macello. Ok, non riesco
ecco, ok. Allora, andiamo avanti, scusate ma col computer è un po' un problema tutto quanto e quindi cerco di fare le cose al meglio possibile. Oh, l'audio arriva, l'importante è che arriva l'audio. Vediamo il primo disco, è una compilation Mix Time 2, Mix Time 2, ok? Eccola qui, questo era uno stock di vinili, quindi alcuni voi me l'avrete visti già sballare, questa infatti mi pare di ricordare che già ce l'avevo. C'è anche l'inner sleeve come vedete, tra l'altro mi sembra che sia proprio bene 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 questo disco. Guardate, l'inner sleeve ha anche l'antistatico dentro, e questo disco è perfetto, è perfetto, è perfetto. Questo Mix Time 2 è in condizioni veramente perfette. Come sapete io sono un patito anche di tutte queste compilation che trovate sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Quindi questa è Mix Time 2 compilation. Qua c'è il gatto che mi si sta mangiando la scatola, perché come sapete i gatti amano le scatole, ma io questo gatto che gli devo fare? Che gli facciamo al gatto? Che gli facciamo al gatto? La posi. Vedi come mangia, vedi? Intanto che mangia cosa? Mangia la mano, vedete come mangia? Il gatto. Mandiamola via il gatto, va. Ciao Posi. Allora, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Quando mi abituerò a usare lo speculare della telecamera, guardate, Julio Iglesias, innamorarsi alla mia età. Questo è pure uno di quelli che si apre. Miseria, mi si mangia la scatola, è una cosa incredibile. Ovviamente gli voglio benissimo a sta gatta. Ecco Julio Iglesias. Pure questo sta molto bene di disco, sono un po' da lavare, però sta benissimo. Julio Iglesias, ok? Li voglio mettere tutti che si aprono dall'alto. Oh, perfetto. Julio Iglesias, innamorarsi alla mia età. Le disc, questa è un'altra compilation molto bella. Poi quelle che non ci sono ancora su Mixcloud, piano piano le voglio mettere, le voglio mettere tutte su Mixcloud. Ecco qua, le disc, pure questo sta abbastanza bene di disco, devo dire la verità, Le disc è una compilation, ci sono i Talk dentro, c'è l'Imal, Only for Love, ce ne stanno tante, dai, su. Bello pure questa compilation qui. Forse ancora poesia, i Pooh. E questo è un bellissimo vinile, bello pesante, e si apre anche questo al libro. Vedete? Ci sono tutte le foto. Ok? C'è anche l'inner sleeve. Il disco sta abbastanza bene. E c'è l'inner sleeve, ovviamente come vi dicevo una volta si usava a metterci tutte le parole delle canzoni, ok? Lo rimettiamo dentro l'inner sleeve con tutte le parole delle canzoni. Vado un po' più veloce del solito perché sono tanti vinili e il tempo è poco. Vedete pure qua dentro questo cos'è? Questo è il poster. Ragazzi, dentro c'è anche il poster dei Pooh. Guardate che bellezza questo poster. Non so come. Ecco. Perché la telecamera è molto girata, dicevo io, come. Ecco, ho capito tutto. Ecco, il poster dei Pooh era contenuto dentro al vinile. Bellissimo, bellissimo il poster dei Pooh. Ci mettiamo i dischi dentro. Ok, questo si apre da qui, quindi lo mettiamo qui così. E questo è i Pooh.
forse ancora poesia. Ok, andiamo avanti. Un altro disco di Julio Iglesias, Olimpia, prima parte, dietro. Anche questo c'ha l'inner sleeve, vedete, inner sleeve. È bello quel poster debut, sì, molto bello. Stava dentro. Questi poi sono tutti dell'epoca, non sono né ristampe né nulla. Guardate, stanno veramente bene questi dischi. Devo ringraziare, poi ovviamente io ci sto in contatto tramite Facebook con il venditore, lo devo ringraziare, Ok? Julio Iglesias, Olimpia, prima parte. Andiamo avanti. I re del Mambo, The Mambo Kings. Pure questo sta molto bene. Questo dovrebbe essere un disco mix. Infatti ci sono 3 versioni al lato A e 2 versioni al lato B. Ran Can Can, purtroppo la videocamera, anche se è Full HD, non riesce a mettere a fuoco così da vicino, non essendo una videocamera ma essendo una webcam, non riesce a mettere a fuoco. Comunque molto molto bello anche questo disco. Le condizioni delle copertine sono molto buone, fino adesso molto molto buone. Continuiamo, mi sa che mi sono fatto tutta la discografia di Julio, perché sempre Julio Iglesias, questa è Sono un pirata, sono un signore. Questo pure, vedete, si apre al libretto, e questo è il posteriore. Vado via un po' veloce, magari mi soffermo solo su alcuni dischi. Queste sono compilation che sono bellissime, è tutta una collana di compilation, si chiama Italian Graffiti. Questo è Italian Graffiti 2, qui molto molto belle, c'è E se domani di Mina, c'è tanti, c'è Gino Paoli il poeta, c'è veramente veramente tanta roba. Gianni Morandi si fa sera, De André la canzone di Marinella. Bello bello, un bel disco, una bella collana questa dei Italian Graffiti, e questo pure, il disco sta benissimo, ma veramente veramente bene, il disco, come vedete. Ma le copertine pure stanno bene, ecco qui il disco, le copertine pure stanno molto molto bene, ecco, questo è il retro, come vedete. Stiamo andando molto veloce. Oh, Synthetizer. Questo sarà, infatti bello, c'è Popcorn, c'è Dune, bello questo. Ci sono dei temi, forse suonati poi col sintetizzatore. Adesso non so se la videocamera riesce. Questo è il lato B e questo è il lato A. C'è anche Popcorn, Teme from Battlestar Galactica, Camilla, Mountain Dust, Elsewhere, Italian Song di Vangelis. Un sacco sono di Vangelis qua, il lato B è tutto Vangelis. Bello, guarda, a me Vangelis piace tantissimo, quindi bello bello, questo poi è da sentire. Guardate, vi faccio rivedere, qui sotto si legge meglio, ok? E anche questa è una compilation, Synthetizer Collection. Questo è un disco mix, eccolo qua. Andy Anderson, Spot in TV, Insensitive, Dance Mix, Dance Remix. E questo è un altro Italian Graffiti. Qua c'è Adriano Celentano, Si è spento il sole, c'è Edoardo Vianello, Guarda come dondolo, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, Caterina di Fred Bongusto, Domenico Modugno, Stasera pago io. E insomma, i Italian Graffiti sono tutti belli, cioè musica italiana, non c'è niente da fare. Poi anni 60, 70, 80 la musica italiana è andata alla grande.
questo gli avevo chiesto di vedere se era doppio, in effetti è un doppio, ok? Questo è un bellissimo disco, ma proprio bello bello bello, di Claudio Baglioni. È un doppio vinile, come vedete si apre, ci sono tutti i testi delle canzoni che si vedono così, ok? Tutti i testi delle canzoni, e qui ci sono vinile 1, vinile 2, ok? Come canzoni qui, che ne so, E ci sei tu, In viaggio, Chissà se mi pensi, Sabato pomeriggio, Questo piccolo grande amore, Cincinnato, c'è Poster, E me lo chiami amore, è pieno di successi di Claudio Baglioni. Sono due vinili, quindi doppio vinile di Claudio Baglioni. La compilation proprio si intitola Claudio. Compilation si tratta perché sono, diciamo, una raccolta di successi di Claudio Baglioni. Questo ci riporta proprio indietro nel tempo, ragazzi, Ve lo faccio vedere, non so se l'avete visto già dal quadratino sopra, ma lì la telecamera è molto sovraesposta. Guardate un po'. Non era estate se non c'era il Festival Bar, e qui siamo nel 1985. Dio come vorrei di Riccardo Fogli, L'estate sta finendo dei Righeira, Acqua di Loredana Bertè. Questo mi mancava, questa compilation, Ragazzo dell'Europa di Gianna Nannini mixata con California. Poi c'è Why Me di Novecento, My Only c'è New Glory, Cosa succede in città di Vasco Rossi, ma ce ne stanno tantissimi, Patti Bravo, Menù, mamma mia, che ricordi, cioè come vedete qui in basso, non so se è TV e canzoni, è il vecchio logo della Mediaset Fininvest, insomma, di quelle cose lì. Eh, Stiamo parlando veramente, e questo sta in condizioni veramente nuove. C'è ancora il cellophane sopra qui, qui c'è ancora il cellophane sopra, dischi, come vedete il bollino, eccolo qui, dell'etichetta discografica CGD. Mamma mia che ricordi. Ovviamente pubblicità occulta, spero non mi blocchino il video, bevete Coca-Cola, sponsor ufficiale del Festival Bar. Qui però dice che ci dovrebbero essere 2 LP, contiene 2 LP, 32 canzoni, invece mi sa che ce n'è solo uno qua dentro, eccolo, e infatti ce n'è solo uno, però guardate l'inner sleeve, questo è l'inner sleeve, vediamo un po' qual è dei due. Dentro c'è lato 1, lato 2, lato 3 e lato 4, quindi io ho lato 3 e lato 4, e ovviamente mancano il disco 1. Vabbè, fa niente, ovviamente questi purtroppo erano soggetti a essere persi, comunque ho tutte le canzoni che stanno, ripeto, io l'ho presi proprio in condizione VG, è stata un'offertona, quindi va benissimo anche così. Manca il disco 1, ma non fa niente, guardate, io sono fissato con tutti i particolari, il bicchiere della Coca-Cola qua, cioè, quindi questo lo tengo un attimo da parte, magari ci sta in mezzo a tutto quest'altro dischi che dobbiamo vedere, Oh, andiamo avanti, I miei americani di Adriano Celentano. Questo è un bellissimo disco di Adriano Celentano, attenzione. Il contadino, Michelle, Susanna, quindi già ve ne ho dette 3 dei brani che ci sono e sono conosciutissimi. I miei americani, 3 puntini. Poi è uscito pure il 2 di questa. Questa è anche, diciamo, una compilation, di tutti, Se il mio destino, Il cantante folle, Questo vecchio pazzo mondo. Ancora credi in questo vecchio pazzo mondo? Questo è il primo disco, il primo LP di Eros Ramazzotti. Ovviamente ce l'ho anche in CD io, questo qui, Cuori agitati, perché era bellissimo.
E qui ci sono i primi brani fatti da Eros Ramazzotti: Cuori agitati, Respiro nel blu, Buongiorno bambina, Ora, Volare, navigare, camminare, Una storia importante, Quando l'amore, Dritto per quell'unica via, Libertà, libertà. Ancora me le ricordo tutte a memoria queste canzoni. Dentro ovviamente l'inner sleeve, come vi dico sempre, con le parole delle canzoni. Guardate, il disco sta benissimo dentro, eh. Cuori agitati dal vento, buongiorno bambina. Pupo, volume 2, anche questa è una compilation. Bravo, io solo senza te, Gabriella, forse, più di prima, sono tutti successi di Pupo. Come vi ho detto, qui c'era parecchia musica italiana, eh. A me piace tantissimo la musica italiana e quindi eccoci qua, i più grandi successi di Gianni Morandi, lato 1, lato 2, grazie perché, canzoni stonate, Come posso amarti, Marinaio, Occhi di ragazza, Scende la pioggia, In ginocchio da te, tutti grandi successi. Non son degno di te, Fatti mandare dalla mamma, cioè tutti grandi successi del grandissimo Gianni Morandi. Ok? Quindi qui abbiamo preso una marea di musica italiana. Ok, poi le sentiremo insieme, perché col fatto che Twitch non blocca, le possiamo tranquillamente sentire in diretta. Faremo un bel po' di lunedì di dirette. Pierangelo Bertoli a muso duro. Ok? Pierangelo Bertoli a muso duro. Sì, faremo, guardate, io comincerò a fare delle dirette il lunedì sempre più diciamo piene di musica, ma cercherò di non fare mix, remix, rappers eccetera, ma ci andiamo ad ascoltare proprio dei brani da questi vinili, da questi LP, magari che sono meno conosciuti degli stessi autori. Indimenticabile Pavarotti, O Sole Mio. Ripeto che a me piace tutta la musica indistintamente, lirica, classica, dance, progressive, underground. Ovviamente prediligo la Italo Dance 80 e la musica italiana, ovviamente. Però, diciamo, mi piace tutta. Questo pure è un mix, vedete, in mezzo c'è pure un mix. Zapped by Love, Debbie Sharp. Questa, a vederla così mi ricorda qualcosa degli anni 80. Voglio vedere se c'è scritto l'anno. 85, esatto. Mi ricordavo che era degli anni 80 questa. Oh, andiamo avanti, un altro bellissimo disco, un successone. Ah, ecco, qua sono due, però dovrebbe essere uno, quindi qui può darsi pure che c'è stato quello che mancava dell'altro. Claudio Baglioni, Strada Facendo, che è questo qui, e quest'altro Claudio Baglioni, Strada Facendo, un altro. Ah no, questo è Assolo, disco 5 e 6 di Assolo, pensate un po', c'ho il disco 5 e 6 di Assolo, vabbè. Allora, qui c'è Strada Facendo di Claudio Baglioni, ok? Bellissimo disco anche questo, Strada Facendo. Io l'avevo trovato in un mercatino ma si sentiva parecchio male, forse questo qua andandolo a pulire è pure meglio. Vedete, sempre come vi dico, le inner sleeve una volta erano fatte benissimo perché c'erano le parole di tutte le canzoni, ok? E poi dentro questo ci ho trovato lato 5 e 6 di un altro disco di Claudio Baglioni che è a solo, è un concerto a solo, eh. Adesso vediamo dove lo possiamo collocare questo disco, anche perché sta in condizioni molto molto buone. Qua c'è Notte di note, Note di notte, I vecchi e Questo piccolo grande amore. Mazza, bello già pure questo. Tutto il calcio minuto per minuto, La vita è adesso,
e il sogno è sempre. E questo lo metto qua insieme al Festival Bar. Andiamo avanti, anche questi non hanno bisogno di presentazioni, sono Albano e Romina Power. Albano e Romina Power, che Angelo 6, Albano e Romina Power. Vediamo, inner sleeve pure qui, addirittura. Allora, come vi dico, vi faccio vedere sempre Albano e Romina Power tutte le parole delle canzoni. Baby Records, e qui sempre cade la lacrimuccia perché la Baby Records ha inciso una marea di dischi, tra l'altro tutti successi negli anni 80. La Baby Records ha inciso anche tutti i Fivelandia, cantati da Cristina D'Avena, ha inciso una marea di dischi la Baby Records. Il loghetto sta qui in basso, Baby Records, anche se non riesce a mettere a fuoco. Ok, andiamo avanti. Ci poteva mancare Fabio Concato? Non ce lo facciamo mancare Fabio Concato. Anche lui ha fatto dei bellissimi successi. Anche qui la inner sleeve, come vedete, con tutte le parole. Quindi una volta noi il karaoke lo potevamo tranquillamente fare senza scaricare da internet o chissà da dove le parole delle canzoni, venivano date insieme agli LP, come vi ho fatto vedere fino adesso. In tutti gli LP c'erano gli inner sleeve con le parole delle canzoni, molto molto importante. Uffa uffa, Edoardo Bennato. Questo è il vecchio logo, lui ultimamente l'ha un po' cambiato, il vecchio logo si trova in tutti i dischi di Edoardo Bennato. Qua dentro c'è i belli gladioli, sei come un jukebox, restituiscimi i miei sandali, bella bella bella, uffa uffa pure. Andiamo avanti. Questo disco ce l'ho anche io, fa piacere pure averlo in doppia copia perché è un bellissimo disco. Adriano Celentano, La pubblica ottusità. Qui dentro c'è Dolce Rompi, Fresco, L'ultimo gigante, c'è qualcosa che non va e andiamo a vedere. Adriano Celentano ovviamente non era da meno degli altri, anche lui inner sleeve con tutte le parole dei brani. In questo caso l'inner sleeve è anche rosa con le scritte nere, si vede che è rosa, non è proprio, non è bianco come fa vedere la telecamera, ma è proprio rosa rosa, è rosa con tutte le parole scritte. Ok, andiamo avanti. Ringrazio sempre il venditore che mi ha dato questi vinili. Torniamo sulle compilation Italian Graffiti 1961, Ornella Vanoni, Cercami, Peppino Di Capri, Tony Dallara, Mina, Nico Fidenco, Luigi Tenco, questi Italian Graffiti proprio molto molto belle come compilation. Poi io, pure qui c'è la copertina, bisogna metterli tutti dentro. Italian Graffiti 1963, Gianni Morandi, Polanca, ma questa mi sa che era già, ci stava pure già in mezzo. Comunque sono bellissime queste compilation, molto belle, molto molto belle. Andiamo avanti, guardate un po' che ho trovato. Questo è RAF, Sogni e tutto quello che c'è. Cioè, ci siamo cresciuti con questi dischi, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Che anno era questo? 1991, possibile? Mi pare strano. Sogni, sì, tanto RAF già 1991, sì, non ho letto male. 1991. Ovviamente anche RAF, questa è viola, questa copertina, le parole delle canzoni sono scritte in bianco, però sempre c'erano scritte i testi delle canzoni negli inner sleeve di qualsiasi
di qualsiasi LP si trattasse, gli inner sleeve venivano stampati con le parole delle canzoni. Raff, sogni e tutto quello che c'è. I grandi successi di Riccardo Cocciante. Queste sono sempre compilation che uscivano all'epoca, e non solo, visto che questo era un The Best Of, anche qui le parole delle canzoni contenute nell'LP. Ok? Un vinile per sempre, ragazzi. E qui c'è Bella Senz'anima, Cerva Primavera, Primavera, È passata una nuvola, Poesia, Io canto, Margherita, era già tutto previsto, Quando finisce un amore, a mano, Tu sei il mio amico carissimo e In bicicletta. Sono veramente tutti successi di Riccardo Cocciante. Ok? Anzi, questo me lo metto da parte perché lo voglio sentire dopo, che sono tutti brani che mi piacevano un sacco. Quindi me lo metto da parte. Andiamo avanti, veloci. Che ore sono? È l'1:15, eh? Intanto già sono 40 minuti che stiamo live, Allora, vediamo quanta gente c'è connessa, ogni tanto faccio una capatina. Questa tocca spostarlo. Ok, siamo in 4, 5. Mi bastano a me, Ok. Allora, questa è una compilation che io avevo su cassetta, è un po' rovinata qui la copertina, ma non fa niente. Questi erano 30 minuti per lato di compilation, come dice qui. Come dice qui, 30 minuti per lato di compilation. Iniziava con i Small Town Boy con Bonskins Beat, era bellissima. Poi l'ha presi pure su vinile ad una fiera, però io diciamo ci sono cresciuto con questa compilation. Guardate, mostruo. Questo è da pulire bene, che ci devo dedicare perché a questa compilation ci tengo parecchio. E allora andiamo a vedere subito. Questa invece non la conoscevo, non ne sapevo l'esistenza. È Mostruo 2, 30 minuti per lato. Questa è veramente una chicca, perché non sapevo neanche che esistesse il 2 e invece esiste. E siccome questo 2 non l'ho pubblicato su Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita, ce la metterò senz'altro. Versioni originali Mostruo 2, 30 minuti di musica per lato. Ok? Bello, bello, bello. Continuiamo con le compilation. Una rotonda sul mare. Questo quando fecero la trasmissione in televisione, ovviamente, fecero uscire questa compilation che fu presa dalla trasmissione televisiva. Ok? Vilma Goic c'è qua addirittura. Applausi, Camaleonti, una rotonda sul mare, Fred Bongusto, Sapore di sale di Gino Paoli. Questo pure è un bel tuffo nel passato, sognando la California dei Dick Dick. Vabbè. Oh, questo è un disco che ha fatto la storia. Personale di Claudio Baglioni. Personale di Claudio Baglioni. Qui dentro c'è Porta Portese, c'è Signora Lia, Cincinnato, Io una ragazza e la gente. Questo è un successone di Claudio Baglioni. Grandissimo, grandissimo. Disco RCA con centrino verde, come vedete. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E che dire di quest'altro? Mannaggia la miseria, Antonello Venditti, gli anni '80, notte prima degli esami, ragazzi, dimmelo tu cos'è, ci vorrebbe un amico, Giulio Cesare, Peppino Peppino, figlio dell'amore, Stella, Piero e Cinzia, Settembre, ragazzi, questo è un top di Antonello Venditti, cioè un'altra compilation
Synthetizer Collection. Questi sono diverse, c'è pure Elettrica Salsa, Chariots on Fire di Vangelis che è la colonna sonora di Momenti di Gloria, Miami Vice, bellissimo, Axel F che è la colonna sonora del film Che roba era Margherita? I poliziotti dell'ottava strada, quello col cantante nero, con l'attore nero lì. Vabbè, insomma, mo non mi viene, comunque erano una coppia di poliziotti. Per me sarebbe quello dei Robinson Crusoe, che c'era un Come si chiamava? la marina nero. Vabbè. Lo vedevo ma non me lo ricordo. Guardate che roba, to be number one. All'interno di questa compilation c'è anche il brano che ho messo lunedì scorso durante la mia diretta vinilica a 45 giri, un'estate italiana, e qui c'è to be number one che era la versione internazionale di un'estate italiana in onore dei campionati mondiali di calcio che si sono tenuti in Italia con la mascotte, questa era il Ciao, chiamata Ciao, la mascotte di Italia 90. Vediamo l'inner sleeve, va. Guardate che inner sleeve. Vi sto facendo vedere anche le inner sleeve di questi vinili bellissimi. Giorgio Moroder Project, To Be Number One, canzone ufficiale dei campionati mondiali 1990 tenutisi in Italia. Ok? Me li ricordo bene quei mondiali, abbiamo visto le partite, mi sembra che stavamo facendo addirittura i lavori alla palazzina, una cosa del genere, e ci vedevamo fuori al giardino, vabbè. Storie di vita passata. Dance Classics, ma questo è un mix, ovviamente. Shake Your Body Down the Ground. Shake Your Body Down the Ground. Bellissimo. Ok. Bellissimo disco, Riccardo Cocciante, sincerità. E fa bel tempo alla radio, fa bel tempo alla radio. Grande Riccardo Cocciante, sulla terra io e lei. Bello, bello, belli, belli tutti questi dischi, come vi ho sempre detto, inner sleeve con tutte le parole, guardate, inner sleeve con tutte le parole e con le foto e tutte le parole delle canzoni. Sincerità è ciò che vorrei io da te. Andiamo avanti, che ne mancano pochi. Adesso c'è una compilation che già vi ho fatto vedere giù. Ah no, questa non ce l'ho io, dietro sembra simile, e questa no, non vi ho fatto vedere, attenzione, non ve l'ho fatta vedere, Eccola qui, Mixage, questa è una delle compilation Mixage, io mi pare che ce ne ho 3 o 4, questa mi manca, pure questa mi pare che non mi ricordavo neanche l'esistenza di questa compilation, e quindi devo vedere, c'è pure Turbo Diesel di Albert One, Albertone, come veniva chiamato, Savage Don't Cry Tonight, capirai, Pink Project, 900 Moving On, Masquerade, mamma mia. Anche le mixage hanno fatto successo anche grazie alla casa discografica che le pubblicizzava più non posso in televisione, la mitica Baby Records. Mix Time, questo pure è un doppio, e ci sono tutti e due i vinili. Sì, sì. Ah no. Sono due compilation proprio, sbagliato, scusate, ma questa una è questa. Mix Time,
Io questa mi mancava, pure questa, io ho Mix Time 1, 2, questa non so se la 3, la 4 perché non ce l'ho questa, alla fine non le numeravano neanche più, io ho una Mix Time senza numero che la copertina è tutta gialla, è completamente diversa, ci sono brani diversi. Qua addirittura c'è Africa Bambata and the Family, c'è Reckless, De Nuevo Tu di Betty Villani, Gimme Up Joanna di Eddie Grant, cioè questi sono Gash Patie, Etienne, Tullio De Piscopo, Andamento Lento, cioè veramente, veramente, cioè questi sono brani che hanno fatto la storia. Io me li sentivo pure questi anni 80, cioè proprio anni 80, che anno era? Questa è tutta roba, no, devo leggere che anno è, c'è questo scritto, 1900, che cazzo. Ma perché gli anni non ci scrivete mai? 1988, grande, 1988. Andiamo avanti, Pole Position 3, sempre un'altra compilation, guardate che roba, pure questa mi sembra ricordarmi che era anni 80. E scrivetecelo un anno da qualche parte, no? Tutti i crediti, copyright, stereo, numero di catalogo e me devo andare a prendere dentro. 1985, mi ricordavo bene, versione originale, The Power of qui c'è sta la canzone che abbiamo conosciuto, diciamo, i più dentro Ritorno al futuro. Power of Love, The Huey Lewis and the News, da Ritorno al futuro. Poi c'è Call Me, Go West, questi pure parecchi sono presi da film, Theme from the Legend of Billie Jean, Polar Castle, belli, belli, belli pure queste, Pole Position 3, Pole Position 3. Sono tanti, tanti, ancora ne mancano, Continuiamo la collezione di Julio Iglesias, questo è Amanti, Julio Iglesias, eccoci qua, e poi questo è sempre il grande, grandioso, addirittura è chiuso questo disco, chissà da quanto tempo non viene aperto. Io canto, Riccardo Cocciante. Io canto per chi mi ascolterà, voglio cantare. Addirittura qui, se vedete, c'è questa etichetta che chiude tutto il vinile. Non è neanche aperta, è aperta soltanto un pochettino, ma va rotta l'etichetta per aprire il vinile. Mo vediamo. 16/10/2003 c'è una data qui sull'etichetta. Non so se riesco a farvela vedere. No, mi sa che non ce la fa mettere a fuoco, vabbè. Oh, ecco un altro mixage. Questo lo conoscevo ma mi manca. Mixage. Qui dentro c'è Holiday Rap, c'è Help Me, Boom Boom, Geronimo di Indiana. Bellissima pure questa compilation mixage. Questa la conoscevo ma non mi pare di averla, non mi ricordo proprio di averla. Un'altra compilation mixage, sempre su etichetta, come vedete qui sotto, Baby Records, vedete il loghetto qui. Ok, andiamo avanti. Questa è un'altra compilation. Io che non vivo senza te, piove, quando mi innamoro, quando, ogni volta, il ragazzo della via Gluck, che sarà nel blu di punto di blu. Che è successo? Si è bloccata la telecamera? Si è bloccato un po' tutto. Aspettiamo un attimo. Che è successo? Si è bloccato tutto. Ok. Scusate se si era bloccato audio e video, ma era il PC che si è un po' impicciato. Sono 52 minuti di diretta, 53 in questo momento. Un altro bellissimo disco di Eros Ramazzotti, questo è In certi momenti,
li riconosco a memoria pure guardandoli solo di sguincio. Guardate che bella la inner sleeve. Certi momenti non so capire che cosa sia. Io ovviamente di questi ho anche i CD, ma ascoltare il vinile è tutta un'altra cosa, pure se fosse rovinato, se gracchia, se si sente che struscia, tutte le parole dei brani. È una bellissima foto enorme 33x33 di Eros Ramazzotti in certi momenti, con questa immagine che quelli che hanno la mia età la conoscono tutti, questa immagine che è la copertina del disco di Eros Ramazzotti. Se non sbaglio questo fu il secondo o il terzo disco di Eros Ramazzotti. Bello, bello, bello. Qua ce ne sono due di dischi. Balla Italiano Compilation. Cazzarola. Allora, questo è Balla Italiano Compilation Stefano Secchi. Ok, questa è una compilation fatta da Stefano Secchi. Mo' io adesso troverò un qualche custodia da metterci perché l'ho trovata dentro questa DJ Level featuring Lucio Dalla, Attenti al lupo. Questo è il remix di Attenti al lupo, il remix di Attenti al lupo. Ok, Attenti al lupo remix di Lucio Dalla, DJ Lelewell, Attenti al lupo. E qui torniamo su Eros Ramazzotti e questo mi pare che era il suo terzo disco. In ogni senso di Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone, Taxi Story, Andare in ogni senso, Cara Prof, Canzoni lontane, tutti i successoni ancora li so tutte a memoria queste canzoni. E anche qui la inner sleeve, eccola qui. Dentro c'è un altro disco, come vedete quando uno compra questi stock, qui c'è il Festival Bar 85 lato 2 e lato 1, che il Festival Bar 85 era questo qua, Festival Bar 85, eccoci qua, ho trovato il lato 1 e 2 di Festival Bar 85, stava dentro Eros Ramazzotti, eccolo qua, lo andiamo a mettere a posto, perfetto, così Festival Bar 85, doppio vinile, ce l'abbiamo completo, ok, grande. Poi qui, ammazza, è nuovo questo, mai suonato. E questo è l'inner sleeve di Eros Ramazzotti in ogni senso, con tutte le parole delle canzoni. In ogni senso deve andare. Che ore sono? 1:30, abbiamo ancora tempo, prima che esce mia figlia da scuola, alle 2:30. Bellissimi questi, stai seguendo, eh? Uno meglio dell'altro tutti questi dischi. Ok, mettiamo a posto. Grande, 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 cocciante. E questo è l'LP che si chiama proprio Cocciante. Celeste Nostalgia, Un nuovo amico, È passata una nuvola, In bicicletta. E questo è un altro degli LP di Cocciante. Io sono un fan, andai a vedere Riccardo Cocciante, magari c'è sta pure qua dentro che lo sto cercando, il disco La Grande Avventura, perché io lo vidi al Sistina, fu uno dei pochi concerti, mi sa che fu l'unica volta che io riuscii ad entrare ad andare al Sistina, al Teatro Sistina di Roma c'era Riccardo Cocciante che ha fatto il concerto ed era La Grande Avventura, da cui fu fatto un disco molto molto bello. Questa è un'altra compilation che si chiama Decadence. Decadence, side A, side B, I Like Chopin di DJ's Gang, quindi non è quella originale. Capricorn è originale. Questi Dan Harrow, cioè To Meet Me, belli, belli. Questo è da sentire questa compilation, non so se si riescono a leggere i brani che ci sono dentro. Ok, bellissimo, a me le compilation piacciono tanto e quindi quelle che mancano ovviamente le troverete presto online
su www.mixcloud.com/Renato De Vita. Questa è Pole Position Compilation. La collegiala c'è qua dentro, pensa te, che storia. Friends, Survivor, 1984, Let's Face the Music, and Dance, Stay, Gary Lowe. Guardate che bello, guardate, ma le copertine a me piacciono tantissimo, infatti spesso e volentieri faccio le foto delle copertine. Questo pure è semi nuovo, sto disco. Le copertine sul mio canale Instagram trovate le foto di parecchie copertine sul mio giradischi, l'SL 1210 M5G, proprio perché mi piacciono tantissimo le copertine. Guardate Flying Mix 3. Questi sono una serie di mix che erano usciti all'epoca, sono tutti brani remixati tutti quanti insieme, e ne uscivano parecchie proprio, queste ne uscivano 2-3 all'anno, 4 all'anno. A Milano questo è stato distribuito dalla Gong SAS, SAS. Sapete, qua ci stanno tutti i ringraziamenti, guardate che sfilza di ringraziamenti, questi sono tutti i ringraziamenti, e questi sono i brani che ci stavano dentro, che ci stanno dentro. Freeway c'è da dire che è un'altra serie di compilation che uscirono. C'era la Freeway Double che abbiamo visto, io ce l'ho pure imballata, ce n'ho una sballata e una imballata, e questa è la Freeway Estate, ma qui ragazzi c'è Nick Cayman, Loving You is Sweeter Than Ever, c'è Jill Jones, Mia Bocca, Aha, Cry Wolf, Simply Red, Infidelity, qui ha tutti i successi, c'ho Eric Clapton, Paul Simon, capirai. Le Freeway pure erano molto molto gettonate e hanno venduto parecchie copie queste compilation sempre di Rete 105. Un altro bel disco di Umberto Tozzi, Invisibile, eccolo qui, Umberto Tozzi, Invisibile, guardate che roba, bellissimi bellissimi questi dischi. Simply Red, ragazzi, Simply Red, ovviamente il disco completamente rosso. Questo è un mix, quindi è il mix di Angel, c'è Mousse T Soul Mix, Mousse T Club Mix, poi c'è sta un Mousse T Soul Instrumental e Rabadab Mix. Quindi Simply Red, Angel, questa è la stessa canzone, ovviamente essendo un mix, ripetuta più volte, remixata più volte, dei Simply Red, grandi Simply Red. Fate mettere bene, che poi io questi qua non solo me li pulisco, c'è qualche copertina, ovviamente nel tempo nessuno si sarebbe mai immaginato che dopo tanti anni uno ancora aveva i vinili, si è scollata leggermente qui, ma proprio leggermente. Basta mettere la colla su questa linguetta poca poca, anche la colla per la carta, una molletta che regge tutto, lasciarla stare qualche ora e la copertina torna nuova solo perché si è scollata. Ok? Questa veramente dico che non la conosco, non so che roba sia, magari è pure conosciuta, io non lo so. Non so, che questo è pure un mix, come vedete ci sono due versioni al lato A e una versione al lato B, però non la conosco, non so che roba sia. Allora, Bronski Beat, pure qua ci sono 3 e 3 brani più 3 brani, pure questo io non li conosco, non so che roba sia questo disco, non lo so. Questo invece è la colonna sonora di The Mask con Jim Carrey, Cuban Pity. Guardate che belli questi dischi, mamma mia. Ok, siamo arrivati agli ultimi, Il ballo era fatto molto bene perché c'erano messi tutti i cartoni davanti, dietro. Oh, mi sa che ci abbiamo, quindi queste mi sa che ce le abbiamo tutte. Synthetizer Collection, e questa mi sa che è l'ultima perché qua dietro ci sono
e sono in tutto 4, mi sa che ce l'abbiamo tutte. Comunque poi queste le voglio sentire perché dovrebbero essere molto molto belle. Guardate. Ciao Simone! Se sei arrivato adesso ti sei perso 60 dischi, ho aperto una sessantina di dischi, ho sballato, ma più che altro sono LP, eh. Concerto per Margherita di Riccardo Cocciante, anche questo è un LP bellissimo di Riccardo Cocciante. Io che sono un grande fan di Riccardo Cocciante, guardate uno più bello dell'altro questi dischi di Riccardo Cocciante, eh. Infatti qua dentro c'è nonostante tutto, primavera, ancora, quando si vuole bene, bellissimo, concerto per Margherita, eccolo qua, guardate, in questo caso le parole stanno scritte tutte quante qui, piccole piccole, ma sono scritte tutte qui, le parole delle canzoni, e dentro l'innesleeve è bianca, ok? Una scelta della RCA ovviamente. Comunque anche questa copertina ce la ricordiamo tutti, concerto per Margherita, ok? Un altro ulteriore disco di Julio Iglesias, ce n'erano tanti in questo lotto. Non sono un grande fan di Julio Iglesias, ma è un buon momento per ascoltare, diciamo, i suoi brani. Mamma mia, questo è un must. Ragazzi, vi ho fatto sentire su un 45 giri, solo per Jukebox edizione limitata, questo brano. Si intitola It's a Sign, Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, It's a Sign. Disco mix. Questo è il mix, il maxi 45 di It's a Sign. It's a Sign, non lo so come si legge, It's a Sign dei Pet Shop Boys. Na 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 na. It's a sign. Na 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 na. Non dico la più bella, ma quasi canzone che hanno fatto i Pet Shop Boys. E guardate qua che cosa c'è. Ah, questa è un'altra copia che già l'abbiamo vista. Mazza. Questa è Original It's on 5. Mi pare che questa è la prima. O It's on 5 2. No, no, questo è il 2. C'è scritto 2. Questo è il volume 2 di It's on 5. Qui c'è For Peace, For Unities. Era un brano che qualche tempo fa cercava il buon Gianfranco Conte, il buon Congi DJ. Ok? E qui ce ne sono tanti. We Need Freedom di Antico, Liupo, So Hard. Questi erano proprio gli albori degli anni 90. We Gotta Do It di DJ Professor e Francesco, questo è del 90. Proprio o 89 o 90, vedrai. Stereo, lato A, lato B, lato C. Ma volete mettere una data o no? Ma non dico la data esatta, giorno, mese, anno, ora, ma almeno dico l'anno, all right reserved. Non la vedo 91, forse gennaio 91, vedrete che sono tutti i brani del 90. C'è scritto 91. Ah, in questi anni ovviamente nacque la Fry Records, grande Fry Records. Questi del lato B sono tutti quanti, guarda, tutti dance, ma perché Your Love is Crazy, Albertino featuring David Sion, mamma mia, Rozzalla, questi sono tutti i mix. Questa già l'abbiamo vista, è un'altra copia, ma non fa mai male. Adriano Celentano la pubblica Ottusità, è un'altra copia. Vediamo dentro che c'è, ma ci sarà sicuramente quello. Sì, Clan Celentano, la pubblica Ottusità. C'erano anche dei doppioni, ma non fa niente, tanto vi ripeto, per esempio questo è un doppio vinile e ci sono tutte e due già dentro i vinili. Guardate che anima di compilation, la più dance compilations, 2 dischi, 19 brani. Black Box, Right on Time, ah beh, e qua ci stanno le copertine di tutti i mix
che sono usciti all'epoca, guardate un po', di tutti i brani che sono qua dentro, SMC, Easy, cioè c'è di tutto, Latino Party, Esta Loca, Bananarama, Megarama 89, e questi ci stanno tutti e due, ma poi pure questi sono semi nuovi, eh. Ah, guardate che qua dentro addirittura c'è, negli inner sleeve, non ci stanno le parole, però ci sono tutti i credits di ogni brano, quindi gli inner sleeve, questi sono personalizzati, ma belli 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 questi dischi, guarda. Veramente uno più bello dell'altro. C'ho tanto da ascoltare, c'ho tanto da ascoltare, ragazzi, e spero che vorrete seguirmi e li ascolteremo insieme. Io sarò uno dei pochi DJ magari che mette le compilation, se mi lasci non vale, non so se era questa, Julio Iglesias, mi sa che ho tutta la discografia di Julio Iglesias adesso, e poi questo, eh, questi sono loro, gli immensi, i Queen, il mix, You Don't Fool Me. Questo è il mix, perché ci sono due versioni, come vedete qui sopra in alto, due versioni al lato A, due versioni al lato B. Ok? Dancing Device Instrumental Club Mix, Sexy Club Mix, Dancing Device Club Mix, BS Project Remix. E con questo abbiamo concluso l'apertura di questo enorme pacco. Ringrazio tantissimo, l'enorme pacco, ve lo faccio vedere, dentro era imballato correttamente, perché come vedete c'erano tutti i cartoni, erano messi davanti, dietro, un po' laterali, tutti questi pezzi di cartone, quindi l'imballo era stato fatto molto molto bene, e infatti i vinili sono arrivati correttamente. Ora lui mi aveva detto che li dovevo tutti quanti un po' pulire, mi ci metterò. Le copertine stanno tutte quante abbastanza bene, tranne un paio che abbiamo visto che erano un po' strappate, ma niente assolutamente di grave, niente di irreparabile, quindi diciamo che la maggior parte stanno molto bene. Allora io volevo cogliere ancora qualche minuto, vi volevo rubare. Ciao Danilo Daddo, ciao Luca, benvenuto. Ah, c'è pure Savio. Allora, io vi faccio rivedere allora velocemente, volevo fare un'altra cosa, vi faccio vedere velocissimamente. Abbiamo trovato questo mix dei Queen dentro questo enorme stock, visto che si è connesso qualcun altro, volevo vedere un attimino, sì, siamo più di qualcuno connessi. Allora, ragazzi, non ti preoccupare, faccio un riepilogo velocissimo in pochissimi minuti. Queen, You Don't Fool Me, Julio Iglesias, se mi lasci non vale, così gli cambio pure l'ordine. Poi una compilation doppio vinile, qui ci sono tutti e due i vinili, quindi doppio vinile con sul retro tutte le copertine dei mix che ci sono dentro questa compilation. La pubblica ottusità di Adriano Celentano in doppia copia, anzi così questa qui la metto da parte, così la metto insieme a quell'altra, questa è la prima copia. It's on 5 compilation volume 2, vado via velocissimo. Questo è bellissimo, It's a Sin dei Pet Shop Boys, il mix, vado via velocissimo. Un altro disco di Julio Iglesias, eccolo qui, Julio Iglesias. Poi andiamo avanti, Riccardo Cocciante, Concerto per Margherita, bellissimo, Concerto per Margherita. Synthesizer, una compilation di brani suonati al sintetizzatore, vado a immaginare, e praticamente queste ce l'ho quasi tutte, queste compilation c'erano in questo lotto, non ce l'avevo già. La colonna sonora di The Mask con Jim Carrey, eccolo, anche questo è un mix. Ok, vado via molto veloce. The Remix Plus, ok, andiamo via molto veloce. Questa non so cosa sia, anche questo è un disco mix,
se qualcuno li riconosce. Ok, no, non sono 200 dischi, sono un po' di meno. Simply Red Angel, ok, Simply Red Angel, Tozzi Invisibile, eccoci qua, Tozzi Invisibile. Sto andando via velocissimo, quanto più veloce possibile. Vedi qua dentro che c'è una inner sleeve bellissima, vabbè, poi la vedremo, ma magari la vediamo quando farò la diretta. Freeway estate, andiamo velocissimi. Freeway estate, Flying Mix 3, questi li trovate tutti quanti. Flying Mix li trovate su www.mixcloud.com/Renato De Vita. Pole Position Compilation, Decadence Compilation. Andiamo avanti velocissimi, ok. Cocciante, proprio l'album è così, si chiama proprio così, Cocciante, cantato da Riccardo Cocciante, bellissimo. Eros Ramazzotti in ogni senso, eccolo qui, terzo disco di Eros Ramazzotti, terzo LP. Poi c'è Festival Bar 85 con Ancora il cielo, fanno come si vede dai riflessi, doppio vinile, ci sono tutti e due vinili che l'ho trovato poi dentro in ogni senso, il secondo vinile di questa, di Festival Bar 85. Andiamo avanti, DJ Lelewell e Lucio Dalla, Attenti al lupo, il remix di Lucio Dalla. Questo mo lo metterò in mezzo io ho tutta la discografia di Lucio Dalla, quindi anzi lo metto da parte proprio perché così. Eros Ramazzotti in certi momenti, secondo disco di Eros Ramazzotti in certi momenti, ok. Sto andando velocissimo, questa è un'altra compilation molto bella, eccola qui, compilation. Andiamo avanti. Mixage, questa la conosciamo tutti, tutte le varie mixage le trovate su www.mixcloud.com/Renato De Vita. Riccardo Cocciante e Io Canto, bellissimo anche questo disco. Un altro disco di Julio Iglesias, Amanti. Pole Position 3, una compilation molto molto bella, Pole Position 3. Mixage, questa è quella che io non sapevo neanche dell'esistenza di questa mixage qua, ovviamente quanto prima metterò anche questa sul canale Mixcloud. Riccardo Cocciante, Sincerità, guardate, Sincerità. Questo è un remix, Full Intention, Shake Your Body, è un disco mix questo, Shake Your Body, Gold Mix. Andiamo avanti, veloce. La colonna sonora To Be Number One di Italia 90, che contiene anche Gianna Nannini e Edoardo Bennato, Un'estate italiana, eccoci qua, bellissimo pure questo. Synthetizer, un altro numero di questa compilation che sarà sicuramente bellissima. Questa compilation la voglio sentire, poi magari queste qua, se non ci bloccano troppo pure su Facebook, le potremo sentire pure in diretta. Antonello Venditti, gli anni 80, non ha bisogno di presentazione questo disco, perché se non ce l'abbiamo tutti quelli dell'età mia c'è qualcosa che non va, perché questo è un must. Claudio Baglioni, Personale di Claudio Baglioni, anche questo è un must, ce l'hanno tutti, ok, anche questo è un must, ce l'hanno tutti. Claudio Baglioni, Personale. Una rotonda sul mare, bellissima questa compilation della trasmissione televisiva. Sto andando molto molto veloce, così per chi si è perso qualcosa se li rivede tutto. Monstruo volume 2, Monstruo, questa me la metto da parte perché il volume 2 non sapevo che esistesse, mentre sapevo che esiste, ce l'avevo anche questa Monstruo volume 1, ok. Questo inizia con un bellissimo brano che è Small Town Boy,
Måneskin Beat, che è bellissimo. Quindi monstruo, bellissime compilation. Raf, Sogni e tutto quello che c'è. Questa pure siamo cresciuti con questa musica, veramente, veramente bellissima musica italiana. Italian Graffiti 1963, 1963, ok? Andiamo avanti, veloci. Italian Graffiti 1961. Sto andando veloce, 1961. Allora, Adriano Celentano, infatti quest'altra, la pubblica ottusità, come vedete, mi ricordavo bene, non è questo, è questo, eccolo qua. Due copie della pubblica ottusità, vedete? Così le metto insieme. Mi pare che io ce n'ho anche io un'altra, quindi la pubblica ottusità, vabbè. Uffa uffa, ovviamente del grande Edoardo Bennato. Uffa uffa, grandioso. Questo è ancora da aprire perché c'è il coso. Concato, Fabio Concato. Senza avvisare Fabio Concato. Albano e Romina Power, che è Angelo 6. Albano e Romina Power. Ok, Albano e Romina Power. Claudio Baglioni, strada facendo, dietro, strada facendo. Ciao Daddo, questo è un mix. Andiamo avanti. O Sole mio di Pavarotti, O Sole mio di Pavarotti. Pierangelo Bertoli a muso duro, faccio vedere le copertine, ok, andiamo avanti. I più grandi successi di Gianni Morandi, ok, Pupo, volume 2 su Baby Records, Pupo, ok. Eros Ramazzotti, Cuori agitati, Adriano Celentano, I miei americani, 3 puntini, grandioso Adriano Celentano. Claudio Baglioni, doppio LP, bellissimo, Claudio Baglioni, doppio LP, si chiama Claudio, questo doppio LP. Italian Graffiti 1962, ok, Italian Graffiti 62. Insensitive Dance Remix, Spot TV, ok. Synthetizer, un altro volume, questo che volume è? Volume 3, Synthetizer volume 3, lo metto qui così poi li metto tutti insieme. Metterò insieme pure quelli di Julio Iglesias, questi di Italian Graffiti. Italian Graffiti 1965, Julio Iglesias, ok, andiamo avanti, abbiamo quasi finito. The Mambo Kings, il re del mambo, grande, Julio Iglesias. Forse ancora poesia dei Pooh. Allora, le disc, Julio Iglesias, e l'ultimo, così l'abbiamo rivisti tutti, Mix Time volume 2. Ah, ovviamente ci sono anche questo Mix Time qui, Mix Time sarà volume 1. Poi non vi ho fatto rivedere
Riccardo Cocciante, i grandi successi, solo sistemare un po' meglio, i grandi successi, e poi questi due che sono stati trovati dentro ad altri dischi, questo rosso della CBS e Claudio Baglioni a solo, lati 5 e 6, che tra l'altro sono pure più belli secondo me, e qua c'è Balla Italiano Compilation, ok? Questi li devo trovare una sleeve, un qualcosa. Sono tutti da pulire, ovviamente, mi era già stato detto, come già abbiamo detto, e basta. Allora, vediamo chi è rimasto collegato. Siamo in 4, ok. Allora, sono le 13:58, 2 minuti. In 2 minuti voglio farvi vedere un paio di cosette. Vedete sopra c'è scritto www.renatodevita.it, www.starwarsstore.it, legolando.it, ReniJDJ Store, www.renijstore.it. Allora, velocissimamente. Allora, sta caricando, attenzione, sta caricando, se ce la faccio velocissimamente. No, non ce la facciamo velocissimamente, mi sa. Ecco, allora questo è legolando.it, ok? Vi invito a visitare questi siti perché diciamo sono un concentrato di contenuti, ok? Questo è legolando.it. Guardate che bello che è questo sito legolando.it. Allora, ultimamente, diciamo, ci ho messo anche il Lego Vidiglio, che è l'ultimo uscito. Scusate, ma ho il PC un po' lento, che fatica un po', e quindi sta ricaricando la pagina e ci mette qualche secondo. Allora, come vi stavo dicendo, vedete che ci mette un po' a caricare. Lego Vetture l'avevo messo. Questo è l'ultima novità della Lego, il Vidiglio. Se voi cliccate su questa pagina vi si apre insomma tutto quanto quello che riguarda il mondo di Lego Vidiglio, ok? Altro sito da non perdere, www.starwarsstore.it. Lo scrivo proprio insieme a voi, ecco qui, la connessione c'è, purtroppo il PC è un po' lento, ma eccolo qua, sito interamente dedicato all'universo, alla galassia di Star Wars. Diciamo, lo sto facendo in tutte le parti che riguardano questa galassia di Star Wars. Allora, Adventure Through the Galaxy, qui ovviamente il primo di ogni mese verrà scoperto diciamo una nuova cartellina qui dedicata, per esempio il mese prossimo sarà il mese di aprile. Il primo di aprile io scoprirò qui e ci sarà diciamo un oggetto legato al mondo di Star Wars che io consiglierò, ok? Mentre invece tornando alla home page qui ci vedete tutti i personaggi che cambiano, cliccandoci sopra come vedete cambiano, voi avrete la scheda del relativo personaggio con diciamo, il merchandising e gli oggetti che sono in vendita su Amazon relativi a quel personaggio particolare. In particolare il 15 di ogni mese io ne scoprirò uno nuovo, e quindi vi invito a visitare più volte questo sito perché verrà scoperto un nuovo personaggio il 15 di ogni mese, mentre il primo di ogni mese verrà scoperto un oggetto dentro alla galassia di Star Wars, ok? Abbiamo visto renijstore.it. Per tutti gli amici DJ che mi guardano, questo è un sito completamente dedicato alla musica e al DJing. Ci sono i piatti con trazione a 5 a trazione diretta, puntine, shell e testine per quanto riguarda i giradischi, i Slipknot, tutti i vinili possibili e immaginabili che stanno in vendita su Amazon, protezione e pulizia dei vinili e quindi anche gli inner sleeve, le copertine di cartone, tutto ciò che serve per proteggere, per conservare e per pulire i vostri vinili, borse, fly case e coperchi per i giradischi, per i CDJ eccetera, lettori CDJ e multimediali che leggono i CD, lettori multimediali che non leggono i CD, console all-in-one standalone funzionano senza PC, i mixer per DJ e console all-in-one che invece necessitano del PC. Queste sono le casse attive che non hanno bisogno di amplificatore, amplificatori per le casse che sono passive, quindi hanno bisogno di un amplificatore,
DVS, tutto quello che riguarda il DVS con anche i linee di controllo, cuffie e microfoni per DJ, mobili da salone per componenti hi-fi per impianti, tutto ciò che serve per le dirette come braccia, illuminazione, quindi lampade, green screen, eccetera, pendrive, SD card, abbigliamento per DJ, magliette, felpe, chi più ne ha più ne metta, e poi i mini compatti in formato vintage per abbellire le vostre sale da pranzo. Ok? Andiamo a vedere l'ultimo sito che vi rubo 2 secondi, è Renato De Vita, renatodevita.it, renatodevita.it. Questo è il sito da cui poi è nato tutto. Guardate come l'ho fatto. Qui si parte da Karate Kid, tutto ciò che riguarda Karate Kid, tutto ciò che riguarda Terminator, tutto ciò che riguarda Star Wars, tutto ciò che riguarda Star Trek. Questo guardate come l'ho fatto, ci ho perso veramente tanto tempo. Qui dentro c'è tutto ciò che riguarda Star Trek, con tutte le varie serie, film e tutto il mondo di Star Trek. Stargate stessa cosa, Ritorno al futuro, tutto ciò che riguarda la Marvel, Amazon Alexa, quindi dispositivi sia controllati e sia che controllano i dispositivi compatibili con Amazon Alexa. Qui ci sono tutte le varie idee regalo, quindi il mondo di Run, liquori e grappe, gioielli, profumi e cosmesi. Andiamo molto veloci, giochi da tavolo che si dividono per adesso solo in 2 grandi categorie: giochi da tavolo classici e tutte le versioni del Monopoly. Quindi qui c'è il link a DJ Store, qui c'è il link al mondo del vinile, il link a Legolando, poi qua invece c'è Amazon Walt Disney, una pagina che io ho dedicato ai prodotti della Disney che sono in vendita su Amazon, quali possono essere peluche, tutti i vari CD, DVD, Disney Pixar, insomma il Lego Disney, quindi tutto ciò che riguarda la Disney, insomma. Qui ci sono idee regalo di Natale, adesso non è periodo, e qui ci sono il link a Raccontastorie, che è un altro sito che sto portando avanti, un altro grosso progetto. Ok? Quindi torniamo in studio per i saluti finali e così ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Allora, io vi ringrazio di avermi seguito, siamo ancora 5 o 6 connessi, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi invito a seguirmi sui miei canali Twitch, Facebook e YouTube, mi trovate sempre o come Reni J o come Renato De Vita direttamente. Ok? Io la prossima diretta la farò lunedì, sarà una diretta vinilica, sempre in 45 giri, e ci sarà un altro gioco dietro di me che girerà e vedremo quindi tutto un gioco dall'inizio alla fine, tutti i quadri di un gioco anni 80 o 90. Ok? Detto questo, io metto la sigla finale e vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito. Grazie mille, a presto.